Buon pomeriggio, buon lunedì, benvenuti a Anteprima Corner, uno spazio di 30 minuti circa per parlare di Catania, Palermo e Messina. Parleremo di più chiaramente di Catania e Palermo, considerato che entrambe le squadre sono impegnate rispettivamente negli spareggi per la Serie B il Catania, per la Serie A invece il Palermo. Il Messina sta preparando, comunque getta le basi per la nuova stagione, campionato finito appena da qualche settimana. Per parlare di Catania, per parlare dell'avventura playoff dei rossoazzurri, mi collego subito con Alessandro Vagliasindi. Buon pomeriggio Alessandro. Buon pomeriggio Angelo. Allora, torniamo per un attimo alla partita con l'Atalanta, ma bisogna subito guardare avanti perché domani sera si gioca subito con l'Avellino, forse il peggiore degli avversari in questo momento che il Catania potesse prendere dall'urna. È un Catania che, riferendoci alla partita con l'Atalanta, ha fatto forse un passo indietro sul piano anche del carattere, sul piano della personalità, considerata la partita di andata. Non so se tu sei d'accordo. Sì Angelo, sono d'accordo e penso anche di aver in qualche modo decifrato la prestazione di sabato del Catania rispetto a quella dell'andata, e lo stesso dicasi per l'Atalanta. Mentre Modesto ha effettuato numerosi cambi di formazione tra andata e ritorno, Zeoli è rimasto praticamente sugli stessi effettivi, cambiando soltanto Chiricò al posto di Carmine per quanto riguarda l'11 iniziale. E evidentemente questa contingenza ha fatto sì che l'Atalanta giocasse un po' anche sull'effetto sorpresa, perché in campo c'erano dei protagonisti diversi rispetto alla partita andata, soprattutto a centrocampo, dove io ritengo che l'ingresso di Ghiaboua e di Islandi, oltre che di Jimenez, ha consentito a Modesto di recuperare molto più velocemente la palla e di giocare in transizione su ritmi molto sostenuti, almeno per 60 minuti. E qui il Catania, devo dire che ha accusato alcune problematiche di carattere tattico, perché non è riuscito a restare compatto e elastico come era successo nella partita d'andata. Zammarini ha corso spesso a vuoto, Welbeck recuperava sì, ma non era altrettanto efficace come all'andata nel far ripartire l'azione, e soprattutto non si è trovata la quadra, ma non per demerito diretto del giocatore, con l'ingresso in formazione di Chiricò, perché con la squadra così schiacciata, così costretta a contenere la pressione dell'Atalanta, è chiaro che Chiricò è stato costretto ad arretrare di molto il suo raggio d'azione, e chiaramente non ha potuto offrire il massimo delle sue potenzialità negli ultimi 20 metri, e se è pur vero che comunque ha offerto a Cicerelli un assist perfetto, che poi è stato vanificato alla conclusione sopra la traversa di Cicerelli. Fatte queste considerazioni, Angelo, è comunque salutato il passaggio del turno, seppur così in sofferenza. Non possiamo prescindere da queste considerazioni in chiave Avellino. La partita è praticamente domani, ed è chiaro che se da un lato il Catania può sperare in un calo di tensione agonistica dell'Avellino dettato dai 23 giorni di stop forzato dalla fine del campionato all'ingresso nei playoff della formazione di Pazienza, quale seconda classificata, se appunto vuole approfittare di questo possibile calo di tensione, soprattutto nella prima parte di gara, è inevitabile che Zeoli a questo punto debba rivedere qualcosa nelle scelte, perché se i giocatori impiegati tra andata e ritorno sono stati pressoché gli stessi, sono arrivati un po' col fiatone alla fine della partita di ritorno con l'Atalanta, è chiaro che se tu vuoi sperare di ottimizzare l'inizio della partita di domani sera, devi avere dei giocatori freschi, soprattutto devi cercare in avanti di arrivare a finalizzare il lavoro che poi comunque la squadra produce. Alessandro, il dato, sì Angelo, il dato è che fra andata e ritorno il Catania ha realizzato un solo gol, tra l'altro con un difensore, quindi se non si trovano le risposte, le certezze in attacco, qualsiasi ragionamento va a farsi benedire, in considerazione del
fatto che l'Avellino è testa di serie. Allora, dobbiamo cercare di accelerare nei tempi. Per chiudere il discorso sulla partita contro l'Atalanta di sabato, vediamo brevemente le interviste di Furlan e Telio e poi ci proiettiamo subito, andiamo a vedere il tabellone di questi playoff, prima il ranking delle squadre che sono presenti. Speriamo non ci lasci scorie, perché sicuramente è stata una prestazione diciamo non all'altezza sicuramente della precedente. L'alchimia penso si sia visto che qualcosa di diverso c'è, però dobbiamo sicuramente fare meglio, ecco. Voglio dare il massimo sempre che entro, anche se sono titolare o anche se gioco 2 minuti, voglio dare il meglio per loro. Mi trovo bene e penso che anche nelle più piccole cose provo a fare il meglio per i ragazzi e anche per la società. Penso che al momento ho i minuti che ha bisogno la squadra. Se la squadra ha bisogno di 45 ne ho 45, se la squadra ha bisogno di 100 ne ho 100. In questi playoff abbiamo bisogno di tutti, io sto per la squadra è uno per l'altro e quindi penso che tutti la pensiamo uguale, vogliamo soltanto avere un obiettivo comune e se ha bisogno la squadra di 100 ne ho 100, se no è quello che posso dare. Insomma, onesto Telio in queste sue dichiarazioni. Alessandro, adesso vediamo il ranking delle squadre che fanno, diciamo, parte di questo nuovo mini campionato che si svolgerà tra domani e sabato, cioè le 8 squadre che fanno i quarti di finale, per essere proprio pragmatici al massimo. Da 28 ne sono rimaste 8, Angelo, che allora sono queste, e se vediamo il ranking, in linea teorica il Catania diciamo non ha pescato malissimo, perché l'Avellino nel ranking è terzo, cioè ha fatto peggio delle seconde degli altri gironi, cioè il Padova e la Torres. Quindi diciamo, se l'urna ci dice che in teoria il Catania ha pescato una via di mezzo, in concreto noi abbiamo negli occhi ovviamente il resoconto del campionato che ci dice come l'Avellino abbia fatto meglio in tutto del Catania, ivi compreso il confronto diretto. Chiaramente dobbiamo pensare partita dopo partita, lo avevamo detto anche dopo la partita d'andata contro l'Atalanta che il discorso qualificazione non era ancora chiuso. Lo stesso dicasi per Catania Avellino, indipendentemente da come finirà la partita d'andata, ma è chiaro che il Catania, con lo svantaggio di non essere testa di serie, deve per forza di cose almeno vincere una partita, perché se no non avrà alcuna chance di superare il turno. Alessandro, vediamo allora quello che è il tabellone, il quadro, questa griglia che si è formata, perché a questo punto diciamo ci sono già gli accoppiamenti anche per la prossima fase, nel senso che sappiamo per la Final Four che cosa succede nella Final Four. Stiamo vedendo direttamente dal sito di Lega Pro, c'è Catania Avellino e Allena Rossi Vicenza Padova nella parte alta, diciamo così, Juventus Next Gen con la Carrarese e Benevento Torres nella parte bassa diciamo di questo tabellone. La vincente di Catania Avellino sfiderà ovviamente la vincente di Vicenza Padova, mentre la vincente di Juventus Next Gen Carrarese sfiderà la vincente di Benevento Torres. Questo è quello che succederà per le semifinali. Sì, se possiamo fare una considerazione, Angelo, di queste 8 squadre, tolte le 3 che entrano in gioco adesso, cioè Avellino, Padova e Torres, tutte le altre erano testa di serie nel primo turno, tranne la Juventus Next Gen. Quindi questa è la conferma, se mai ce ne fosse bisogno, che essere testa di serie è un vantaggio assolutamente rilevante. Possiamo fare anche un'altra considerazione, se magari restiamo al volo sul quadro del tabellone, perché le vincenti della doppia sfida Catania Avellino e Vicenza Padova si affronteranno in semifinale e giocherà in casa l'andata la vincente di Catania Avellino, come pure in finale dall'8 delle squadre della parte alta del tabellone, chi prevarrà tra quelle 4 e andrà in finale giocherà anche questa volta l'andata in casa e il ritorno in trasferta. Quindi la finale di ritorno verrà disputata in casa di una tra Juventus Carrarese e Benevento Torres, in base a chi andrà avanti fino in finale
delle squadre della parte bassa del tabellone. Tutto questo ovviamente, chiaramente, per delle indicazioni che arrivano proprio da questo quadro che stiamo vedendo. Sì, ci sono state sorteggiate anche queste diciamo, proiezioni del tabellone fino alla finale. Alessandro, prima di salutarci e poi darci appuntamento a stasera, chiaramente per approfondire i temi legati alla vigilia anche di Catania Avellino di domani, indicazione dallo spogliatoio, possiamo dare qualche diciamo, anticipazione su qual è la condizione di alcuni giocatori, perché abbiamo visto che il Catania comunque ha fatto un po' di fatica. Ma Angelo, io credo che Monaco non abbia grossi problemi a rispondere presente alla chiamata di Zeoli. Sugli altri credo che Sturaro assolutamente non sia ancora pronto per scendere in campo. Peralta sì, ha ripreso a fare qualcosina, ma non credo che sia utilizzabile, quindi tutto sommato Zeoli deve fare i conti con quello che aveva già contro l'Atalanta, con un Marsuri in più che aveva saltato la prima per squalifica, e con la necessità, a mio avviso, per le considerazioni che abbiamo fatto in apertura di collegamento, di dover comunque avere gente fresca, soprattutto a inizio gara, per poi magari fare delle rotazioni con i titolari, con alcuni dei titolari della prima serie con l'Atalanta, magari in corso d'opera. Bene, grazie allora ad Alessandro, ci ritroviamo stasera per Corner nella versione estesa, partirà alle 20:45. Estesa nel senso che rispetto all'anteprima è più esteso, e andremo avanti sino alle 22. Poi invece domani sera con diretta a stadio, che davvero sarà extra large, così come è stato per sabato sera, domani cominceremo alle 19:30, 60 minuti prima del fischio d'inizio, per raccontare il pre-gara di Catania Avellino. Alessandra, più tardi stasera avremo anche Ezio Raciti, che chiaramente ci darà degli spunti tattici molto interessanti, visto che lui il campionato di Serie C lo conosce assai bene. Aggiungo io, ci collegheremo ancora con la Cina per sentire il nostro Carlo Breve. Grazie Alessandro. A più tardi. A più tardi allora, ci fermiamo e subito dopo saremo in collegamento con Palermo. Torniamo insieme con Anteprima Corner e a questo punto colleghiamo subito Marco Gullà. Buon pomeriggio Marco. Eccoci Angelo, buon pomeriggio a tutti. Sono ore di prepartita per te, per il Palermo. Saluto anche Sergio Colosi a Messina, dove invece la situazione è decisamente più calma, più rilassata. Sì, non si parla di partite già da quasi un mese ormai. Buon pomeriggio Angelo e buon pomeriggio Marco. Allora, cominciamo dal Palermo, che fra poche ore è in campo alla Barbera di nuovo per affrontare il Venezia. Una doppia sfida che vale la finale per lo spareggio per la Serie A. Insomma, c'è tantissima tensione, immaginiamo, tanta fibrillazione non solo in città, ma immagino all'interno del gruppo di Mignani. Marco. Sì Angelo, è un lunedì decisamente atipico per il Palermo, per i tifosi del Palermo. Solitamente, insomma, quando ricomincia la settimana si è un po' tutti giù per quanto riguarda il lunedì, almeno noi. Invece oggi è un lunedì, non dico di festa, ma di preparazione, perché c'è una partita che vale una stagione, è una partita assolutamente, forse ancora più decisiva, Angelo, di quella di venerdì. Perché? Perché comunque il Palermo gioca in casa oggi davanti a 34.000 spettatori, e rispetto al Venezia ha uno svantaggio, quello che se le due gare dovessero finire con lo stesso risultato o comunque con stessi gol, passerebbe il Venezia, perché ha il vantaggio della classifica. Stiamo vedendo, ecco perché la partita grafica, di stasera, gli accoppiamenti di queste semifinali di Serie B, con il Palermo che sfida il Vicenza e Catanzaro che affronta la Cremonese, e poi si tornerà a giocare di nuovo il 24 per il Palermo, Venezia per l'appunto Palermo, e poi si gioca il 25 Cremonese Catanzaro. Queste sono le partite che decideranno le due finaliste per giocarsi poi la Serie A. sì, appunto dicevo che secondo me, ma secondo anche tanti altri addetti, la partita di oggi
è forse ancora più importante di quella di venerdì, perché comunque il Palermo deve necessariamente vincere. Un pareggio o una sconfitta complicherebbe ulteriormente il potenziale passaggio del Palermo in finale, perché poi sappiamo benissimo che andare a fare il risultato al Penzo in un campo dove il Venezia difficilmente ha lasciato punti è abbastanza difficile. Ecco perché la partita di oggi è molto importante. Lo ha detto ieri anche Mignani in conferenza stampa, a breve magari ne sentiremo uno stralcio. Ha detto: mi aspetto lo stesso atteggiamento, la stessa grinta, la stessa determinazione che la mia squadra ha mostrato nella gara contro la Sampdoria. E in effetti il Palermo è apparso totalmente, diametralmente opposto a quello visto in campionato. Nella gara contro la Sampdoria non c'è stata praticamente mai partita. Ecco perché i tifosi, Mignani, un po' tutti si aspettano che il Palermo possa abissare questa prestazione con il Venezia. Non è affatto una gara facile, Angelo, se dobbiamo metterla sulla qualità, diciamo che il Venezia forse ha qualcosina in più rispetto al Palermo e lo ha dimostrato ampiamente. È una squadra che ha rischiato a un certo punto la promozione diretta, fra virgolette, no? Sì, il Venezia per credo forse più di mezz'ora, 40 minuti è stato in Serie A. Il Venezia quando il Como perdeva in casa e il Venezia vinceva contro lo Spezia fuori casa, per almeno 30 minuti è stato in Serie A, quindi l'ha accarezzata quella Serie A, l'aveva sua, poi è sfumata per via anche del ribaltamento dello Spezia, ma anche per il gol del Como in casa su calcio di rigore. Però è un Venezia che ha tanta qualità, soprattutto in avanti, insomma è retorico dirlo, lo spauracchio si chiama Poyampalo, ma anche il suo compagno di reparto Gökçaer, dovrebbe pronunciarsi così, ma al di là della pronuncia è un giocatore anche lui di grande qualità, ha segnato, ha fatto bene anche nella gara di ritorno contro il Palermo. Insomma, il Venezia ha molta qualità in avanti, ha uno spessore importante anche a centrocampo, insomma è una squadra quadrata. Ecco perché al Palermo servirà assolutamente un'impresa. Sentiamo allora Mignani e dopo ci dai le ultime sulla formazione. Marco, resta lì. La partita col Venezia mi era capitato di vederla in passato, non sono andato a rivederla in questi 2 giorni o recentemente. Credo che sia un lavoro di squadra, come è stato con la Sampdoria, a limitare eventualmente giocatori importanti alla squadra avversaria, ma il Venezia non è solo Poyampalo, è tanto altro, perché è arrivata ad un soffio della promozione diretta, quindi nell'arco di 38 partite significa che ha dimostrato valore e che ha fatto punti, e non solamente grazie ad un giocatore, a un allenatore che sta facendo molto bene, che ha preso una squadra l'anno scorso in una determinata situazione e l'ha portata quest'anno a fare un campionato di vertice e ha rischiato di andare direttamente in Serie A, quindi sarà una partita tra il Palermo e il Venezia, dove sicuramente in campo ogni squadra ha le sue individualità, ma dove si ragiona a livello collettivo. Abbiamo sentito Mignani, adesso ci dai le ultime, si giocherà stasera in un Barbera ancora una volta tutto esaurito. Marco. Sì, Angelo, intanto diciamo subito che c'è un infortunato, che c'è Caroni, ma anche Koulibaly sono gli unici 2 indisponibili della partita di oggi. Rientra però Nedel Ciauru, che quindi farà reparto in difesa assieme a Graves, ma insieme anche a Lucioni. A centrocampo inamovibile Lund e Diakité, il bomber Diakité, ha segnato 3 gol nelle ultime 2 partite sulle fasce. Poi Ranocchia, Segre, scia dei trequartisti con Insigne, in avanti Brunori e Soleri. Dovrebbe essere questo lo schieramento, dovrebbe essere questa la formazione di Mignani, a meno di colpi di scena dell'ultima ora, ma il tecnico sembra orientato a non cambiare quasi nulla rispetto alla formazione che poi ha mandato in campo contro la Sampdoria. Questo è lo stadio ovviamente Barbera, che oggi sarà affollato, come ho già detto, in ogni ordine di posto. Ci sono disponibili gli ultimi 400-300 biglietti che permetteranno insomma al cassiere del Renzo Barbera di sorridere, perché questo è il secondo sold out consecutivo.
Grazie Marco, allora buona partita, in bocca al lupo chiaramente alla squadra di Mignani, ci ritroviamo già domani nelle prime ore della giornata per raccontarci poi cosa sarà successo nella tarda serata, come sarà finita questa partita. Grazie allora Marco. Grazie a voi, buona serata. Da Palermo andiamo a Messina, dove dicevamo non c'è l'ansia, non c'è la fibrillazione per la partita, però chiaramente si devono gettare le basi per la prossima stagione. Ci sono stati sviluppi rispetto all'ultima volta, cioè rispetto a lunedì scorso quando ci siamo sentiti, chiaramente in tema di allenatore, in tema di progettazione, in tema di programmazione per il nuovo campionato, nuova stagione? No, perché altrimenti avrei fatto qualche servizio all'interno del telegiornale, anche se questo è un contenitore sportivo, però al di là delle battute di scherzo, perché ci eravamo dati appuntamento nei telegiornali, invece silenzio assoluto proprio per questo motivo, perché ancora il Messina non ha ufficializzato né il tecnico, che comunque al 99% sarà Giacomo Modica, né il direttore sportivo, che sarà Domenico Roma, la sua seconda esperienza in assoluto nella sua carriera sotto questa veste. Saranno loro due comunque a proseguire il rapporto con il presidente Pietro Sciotto, che invece in settimana è tornato, fine settimana scorsa, è tornato a parlare con una lettera aperta ai tifosi nel momento in cui l'ex presidente del Messina, che è attuale presidente invece di Sicindustria, cioè Pietro Franza, ha detto che è stata presentata un'offerta alla CR Messina, dunque al presidente Pietro Sciotto, per rilevare la società per 2,5 milioni di euro, riteniamo debiti compresi, anche se questo non è stato precisato dall'ex presidente Franza. E la risposta di Sciotto sarebbe stata invece di non accettare questa offerta, anche se lo stesso presidente della CR ha invece smentito di averla mai ricevuta. Non sappiamo dove sta la verità. Il Messina comunque va avanti con Pietro Sciotto, anche se i precedenti recenti sono abbastanza indicativi sulla notizia che possa essere veritiera o meno. Comunque il Messina va avanti con buona pace della stragrande maggioranza dei tifosi, con Pietro Sciotto che però continua a non prendere decisioni sotto l'aspetto tecnico ma anche organizzativo societario, perché il Messina non ha un direttore generale, il Messina ha una serie di figure che vanno colmate e niente, per cui si prosegue invece in quella che è l'aspettativa principale, che però in una società, in un club dovrebbe essere scontata, cioè l'iscrizione al campionato. Si sta lavorando in questo senso, è certo che il Messina si iscriverà, ma riteniamo che queste non siano notizie, perché comunque è fuori di dubbio che è una società che deve affrontare un campionato professionistico e che non ha problemi nel doverlo gestire questa situazione. È normale che si iscriva, anche se la scorsa stagione sappiamo bene cosa sia successo, ma quella è l'eccezione. La normalità invece è che un club si iscrive regolarmente al campionato di competenza. Sergio, i tempi però mi pare di poter dire quest'anno dovranno essere necessariamente più contingentati, più compattati, ci sono scadenze più vicine e bisogna fare un po' più in fretta rispetto all'anno passato. Sì, anche perché poi c'è un campionato che è quello della prossima Serie C che diventa davvero complicato per come si va delineando. Non sappiamo ancora se parteciperà il Bari, però ci saranno formazioni di alto livello. È venuto da su non il Brindisi ma il Bari, il Brindisi che poi sappiamo benissimo come è finito, ma il Trapani, scusate, che vorrà approntare una squadra di primo livello, per cui dico la gestione del prossimo campionato sarà complicata. Il Messina è chiamato a un nuovo slancio, a rimettersi in corsa, però tutto poi dipende sempre dagli investimenti che la società vorrà effettuare. Su questo nutriamo seri dubbi, tenuto conto che comunque le figure all'interno della società sono sempre le stesse, per cui dico si potrà puntare magari a qualcosa di più ambizioso, ma prima ancora di puntare dovremo vedere quelle che saranno le figure tecniche che accompagneranno il Messina del nuovo corso, se ci saranno giocatori d'esperienza o se ancora una volta come nella passata edizione invece si punterà molto sui giovani o sui giocatori provenienti dalle
categorie inferiori. Per cui questo è un discorso che si andrà a sviluppare nelle prossime settimane. Certamente la tempestività non è mai stata un forte della CR Messina, che anche in sede di mercato ha atteso i tempi lunghi. Allora, grazie Sergio, aspettiamo aggiornamenti da Messina nel corso dei telegiornali. Senz'altro. Ci rivediamo comunque lunedì prossimo con Anteprima Corner, perché ci saremo ancora anche lunedì per il tuo racconto di questa altra settimana. Ti auguriamo un buon lavoro, do l'appuntamento per questa sera. Grazie Sergio, alle 20:45 con Corner. Rinnovo ancora una volta invece l'appuntamento per domani sera con Diretta Stadio a partire dalle 19:30 per seguire per l'appunto la sfida pari ai quarti di finale dei playoff di Serie B tra il Catania e l'Avellino, gara di andata. A stasera dunque, sempre su Telecolor 20:45, a voi buon pomeriggio.